La storia dell'incredibile, una di quelle vicende italiane che nascono da problemi atavici che il legislatore non ha mai provveduto a sanare. Lui è Eros Tiozzo, per lo Stato un abusivo delle circa 200 famiglie che vivono a ridosso di Riva Lusenzo, a Sottomarina di Chioggia, a cui l'Agenzia delle Entrate ha recapitato 2 cartelle esattoriali per la cifra di 250.000 euro, per non aver mai provveduto ad estinguere un presunto debito nei confronti delle casse statali. Proprietario di una casa acquistata dai nonni a fine anni 90, nel 2014 riceve 2 cartelle da 123.000 euro l'uno per non aver pagato il suolo di proprietà dell'autorità del demanio dove è ubicata la palazzina. In poche parole, possessore di un immobile ma in maniera fittizia, in quanto il terreno non è di sua proprietà. Ed è qui che cominciano i guai per Eros, che avrà 60 giorni di tempo per saldare il debito prima che lo Stato pignori conti correnti e casa. Noi abitiamo su delle case che non possiamo mai avere il terreno. Mio nonno ha acquistato nel 1973, libero da oneri, vincoli, ipoteche, la casa. Poi mi sono ritrovato io a entrare in questa casa nel 1998 acquistandone un terzo io in comproprietà con mia moglie. Nel 2014 hanno cominciato ad arrivare le prime cartelle esattoriali di 115.000 euro. Ho fatto ricorso col mio avvocato spendendo molti soldi, indebitandomi anche per questo, senza risolvere nulla. La vicenda approderà in Commissione Finanze l'11 settembre prossimo con un disegno di legge che dovrà mettere fine ad un paradosso tutto nostrano, ma intanto l'Agenzia delle Entrate batte cassa in attesa delle altre cartelle da inviare alle 200 famiglie. Mi sono rivolto al mio avvocato per vedere di impugnare questa sentenza, di risolvere qualcosa. Ho speso tantissimi soldi, migliaia e migliaia di euro, come d'altronde si spende quando si va per via legale, però mi creda che già la prima istanza è stata rifiutata. Conosco altre persone che sono già arrivate praticamente in terza udienza e non hanno ancora risolto nulla, quindi l'Agenzia delle Entrate al momento da noi vuole soldi che noi non possiamo darli, ma soprattutto la cosa che mi dà più rabbia è il fatto che io ho sempre pagato regolarmente tutte le tasse che sono venute, l'ICI, l'IMU, qualsiasi spesa. La storia degli abusivi di Riva Lusenzo, che abbiamo già raccontato in un precedente servizio, rischia di provocare una vera e propria rivolta popolare, con i risparmi di una vita che andrebbero persi perché Stato e autorità demaniale non hanno mai risolto il problema. Ma non può uno venire a richiedermi una cifra tale dopo 14, 15, 16 anni che ci sono sopra e non si è mai fatto vivo finora. Questa è un'ingiustizia, è un pasticcio all'italiana che deve essere risolto il più breve possibile.